Da Pagani potrebbe arrivare una forte spinta per l'ambiente, ma non parliamo per scaramanzia di risultato. Ci può anticipare qualcosa invece sulla formazione? Formazione, domani faremo la rifinitura e qualcosa di importante già l'abbiamo in testa. Abbiamo visto più partite della Paganese, speriamo di lavorarci domenica come l'abbiamo preparata. Gli interpreti domani vedrò nell'ultimo momento della rifinitura e lui scioglierò l'ultimo dubbio, gli ultimi due dubbi che ho. La Paganese è una squadra di campioni, abbiamo sentito poco fa, con un certo Reginaldo, il Marrocco, il portiere, ma può fare davvero paura? Rispettiamo, paura no, rispettiamo sì, paura noi non abbiamo paura di nessuno, perché sono 11 loro e siamo 11 noi, loro si devono preoccupare che noi siamo una squadra forte, lo sanno, perché l'abbiamo dimostrato e sono convinto che ci rispetteranno perché in queste partite di inizio di campionato abbiamo acquistato il rispetto da tutti, non siamo sicuramente la squadra che è cuscinetto del campionato, quindi la cosa importante è che l'Agragas ha rispetto su tutti i campi che andiamo, ogni volta che leggo le interviste delle altre squadre leggo sempre che hanno rispetto perché è una squadra che ha voglia, che corre, che stanno tutti dietro la linea della palla, sanno quello che devono fare e quindi questo è un merito nostro che ce lo dobbiamo prendere.